Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Al termine di una seduta a Fiume notturna, via libera all'Ars alla finanziaria regionale. Il voto finale è arrivato attorno alle 9 del mattino. Il presidente Schifani, risorse che aiuteranno la Sicilia a crescere. La Cassazione annulla con rinvio il carcere duro a Giovanni Riina, figlio del capo dei capi. Il 41 bis non è motivato, ora si rischia la revoca in appello. L'allarme dell'antimafia. Miracolo in corsia al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, impiantato un pacemaker su una neonata di appena 1,4 kg. È la paziente più piccola al mondo. Natale sotto i rifiuti a Palermo, dove torna l'emergenza. Personale RAP ridotto del 50% e quartieri periferici sono nuovamente invasi dall'immondizia. A Messina, 116 anni fa il terremoto che distrusse la città. Inaugurato questa mattina il largo 28 dicembre, dietro il campanile del Duomo, sarà un luogo di memoria. Emozione e devozione, Sant'Agata e Santa Lucia assieme a Catania, un evento storico che sarà seguito in diretta a partire dalle 18:45 su Telecolor, cattedrale aperta tutta la notte. Cellulari, tablet e cuffie da oggi avranno un unico caricabatterie. Entra in vigore la nuova normativa europea sul caricatore unico, vantaggi per l'ambiente e per le tasche degli utenti. Calcio Serie B, Palermo a caccia di conferme dopo la vittoria sul Bari. Domani trasferta contro il Cittadella per l'ultima partita del 2024. Il Catania si prepara ad affrontare un gennaio difficile. Bentrovati, lo avete sentito, in primo piano c'è la politica siciliana. Al termine di una lunga notte trascorsa tra gli scranni di Sala d'Ercole, il Parlamento ha approvato la legge di stabilità della Regione. Il voto finale è arrivato questa mattina attorno alle 9 dopo un iniziale accordo di ieri sera e una doppia riscrittura del maxi emendamento. Soddisfazione da parte del presidente Schifani. Ma sentiamo il servizio di Manlio Viola. Via libera alla finanziaria della regione siciliana. Con 39 voti favorevoli, l'ARS ha detto sì al bilancio e alla finanziaria della regione. La legge di stabilità siciliana ha visto la luce dopo 2 stop tecnici per l'ammissibilità di alcune norme del maxi emendamento e poi l'allineamento fra bilancio e finanziaria. 2 passaggi fondamentali senza i quali non si sarebbe potuto procedere con il voto finale. L'esercizio provvisorio è scongiurato per il secondo anno consecutivo e per la prima volta negli ultimi 20 anni l'approvazione arriva entro la fine dell'anno solare. L'accordo si è trovato in un vertice fra Galvagno, Schifani e Dagnino, ma per farlo reggere è stato necessario riscrivere oltre metà del maxi emendamento in aula. Abbiamo rispettato i tempi e le regole. Per la Sicilia significa una svolta, avere certezza della spesa pubblica, sostegno alle fasce deboli, sostegno ai consumi, sostegno al mondo imprenditoriale che creerà posti di lavoro. Questo è il nostro impegno che continuerà giornalmente, quotidianamente, senza sosta. L'Aula ha approvato fra l'altro la stabilizzazione del personale ASU dei beni culturali a 36 ore presso la partecipata SAS. Ci sono poi 10 milioni per gli enti locali, 10,5 per il Fondo Unico del Turismo, soldi per il contrasto alla carenza di medici, per la crisi idrica, per il polo industriale di Siracusa, per l'aeroporto di Birgi e il prolungamento fino alla fine del 2023 della sanatoria sul bollo auto. E della legge finanziaria appena approvata all'ARS si parlerà nella puntata del Punto di Luca Ciliberti, in diretta oggi alle 14:30 su Telecolor, domani invece alle 14 su Antenna Sicilia. In studio il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, ospite anche il sindaco di Catania Enrico Trantino per parlare invece dei preparativi del Capodanno in diretta nazionale e illustrare i nuovi progetti della città per il 2025. E allarme nell'antimafia e nella società civile dopo che la Cassazione ha annullato il carcere duro per il secondogenito di Totò Riina. Giovanni Riina al momento resta al 41 bis, ma un'altra sezione della Corte d'Appello dovrà decidere se revocarlo anche sulla base della bocciatura delle motivazioni addotte in precedenza. Sentiamo.
Stop al carcere duro per Giovanni Riina, figlio del superboss Totò Riina, arrestato nel 1996. Giovanni, secondogenito del capomafia stragista, si trova al 41 bis dal 2002 e la Corte d'Appello di Roma aveva prorogato nei mesi scorsi il carcere duro per la pericolosità sociale del figlio del boss corleonese e per la sua aderenza all'organizzazione mafiosa. Ma adesso la Corte di Cassazione annulla quel provvedimento per difetto di motivazione, definendo i motivi addotti dalla Corte d'Appello come meramente apparenti. Riina resta per il momento al 41 bis, ma un'altra sezione della Corte d'Appello di Roma dovrà pronunciarsi nuovamente sul carcere duro, che potrebbe dunque essere revocato. Una vicenda che preoccupa non solo per la situazione del boss, ma perché la motivazione considerata apparente sta alla base di numerosi altri provvedimenti di prosecuzione del 41 bis ad altri boss. Il nome della famiglia Riina era tornato agli onori delle cronache negli ultimi mesi per i post social dell'altro figlio del boss, Salvuccio, che ha omaggiato il padre nell'anniversario della morte e fatto auguri dalla storica casa Riina a Corleone, chiamando la strada ancora col vecchio nome e non con il nuovo toponimo intestato a una vittima di mafia, vicende che hanno sollevato un vespaio di polemiche. E su questa vicenda ci sono anche le parole della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che dice un cedimento su un nome così importante che ancora incute timore e anche una negativa fascinazione, come dimostrano alcuni post, è molto pericolosa e la Commissione antimafia deve fare la sua parte. Non escludo una serie di audizioni e una relazione che vada al Parlamento per fare luce sulla situazione attuale del 41 bis. Apriremo un filone che parta proprio dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione appunto del carcere duro. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Taormina, intervento storico al centro di cardiochirurgia pediatrica perché è stato impiantato un pacemaker su una neonata di appena 1,4 kg. Sentiamo Orazio Longo. 2 ore e mezza, tanto è durato lo storico intervento eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina dal team medico del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, CCPM, per impiantare un pacemaker a una neonata di appena 1,4 kg. Secondo i medici è la più piccola paziente al mondo in termini di peso a ricevere il dispositivo elettronico. La parte tecnica più difficile, se vogliamo, è posizionare, perché il pacemaker viene posizionato in addome. Perché proprio non c'è spazio fisico nel torace. Aggiungiamo qualcosa alla comunità scientifica ed è questo, diciamo, il messaggio più importante. La bambina di Agrigento, già dimessa dall'ospedale, era nata prematura con un grave difetto di conduzione cardiaca, positiva al dosaggio anticorpale per una rara patologia immunitaria congenita definita sindrome di Sjögren. La bimba dovrà solo ed esclusivamente mangiare, crescere e fare le cose dei bimbi. Farà dei controlli qui da noi, perché il cuore ora dovrà crescere, bisognerà capire come cresce, che tipo di conduzione si otterrà alla fine dell'impianto, dopo 6 mesi dall'impianto. Un altro miracolo in corsia per il CCPM di Taormina, il cui futuro però resta paradossalmente incerto. Per raggiungere certi risultati serve tanti anni di esperienza, la possibilità di poter lavorare in condivisione con tanti professionisti. Se qualcuno si sente di interrompere questa esperienza, noi accetteremo, non possiamo fare altrimenti. Rissa la notte scorsa in una discoteca di Palermo che si trova in via dei Nebrodi, un gruppo di giovani voleva entrare nonostante il locale fosse già pieno, i buttafuori li hanno bloccati e loro hanno iniziato ad urlare, hanno forzato il cordone di sicurezza. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia, i sanitari del 118 che hanno assistito 2 ragazze rimaste coinvolte in questi tafferugli. E restiamo a Palermo perché dopo Natale è tornata l'emergenza rifiuti. La RAP è a ranghi ridotti e così i quartieri periferici del capoluogo sono invasi dall'immondizia. Marco Gulla. Natale sotto i rifiuti. Palermo, ancora una volta l'emergenza immondizia travolge parte della città. Qui siamo in via Antonio Marinuzzi. I rifiuti invadono il marciapiede, parte anche della carreggiata. Molti residenti devono letteralmente dribblare i sacchi di immondizia per poter percorrere questo tratto di strada. La RAP è a ranghi ridotti, personale in servizio è previsto al 50%. In teoria, nei festivi non si potrebbe nemmeno conferire la spazzatura, ma in pratica i cittadini non possono tenere in casa l'immondizia. E allora
allora il risultato è quello che vedete in queste immagini. Le periferie sono quelle che come al solito soffrono di più. Dal CEP allo Zen, via Palmerino, Zanoreto, tutti i quartieri che annaspano tra i rifiuti. E poi l'indifferenziata, un frigorifero abbandonato sul Fiumoreto, una cartolina grigia ed eloquente dell'inciviltà di molti cittadini. Da piazzetta Cairoli, sede della RAP, arriva solamente la conferma che l'azienda c'è e sta facendo di tutto per recuperare l'arretrato, ma all'orizzonte ci sono le feste di Capodanno ed è facile ipotizzare che l'emergenza continuerà. Andiamo a Catania invece, dove il verde è incolto, arbusti rigogliosi crescono nel cemento, mentre a Piazza Lanza e a largo Bordighera l'illuminazione viene ricoperta dalle fronde degli alberi. Tonino De Mana. Le lampade che illuminano gli alberi e non la strada, gli alberi lasciati sui marciapiedi. A Catania tutto è il contrario di tutto e in tema di verde i paradossi si sprecano. Arbusti che crescono rigogliosi sul cemento aumentano di settimana in settimana come la vegetazione spontanea che vedete nel sottopasso di Viale Fleming. Segnalato oltre un mese fa da un telespettatore al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, l'alberello è vivo e vegeto e continua ad invadere la sede stradale. Situazione ancor più critica in Piazza Lanza che a calor del sole e al buio perché molti lampioni sono nascosti dalle fronde degli alberi. Sono tanti messaggi giunti in redazione, uno di questi, sempre in Piazza Lanza, denuncia la presenza sul marciapiede di alcuni rami spezzati dal vento accatastati lì addirittura da settembre. E se di sera per la scarsa illuminazione non si vedono, di giorno sono ben visibili, ad eccezione di chi dovrebbe occuparsi della rimozione. A largo Bordighera gli alberi nascondono i lampioni, come denuncia questo residente. È dal 2020 che non riesco a farli potare. Non c'è una priorità. Largo Bordighera non fa parte delle priorità. Eppure sotto gli alberi c'è un'area attrezzata per bambini. Per loro all'ingresso consigliamo un caschetto protettivo. Benvenuti nel percorso avventura di Largo Bordighera. La polizia di Catania ha denunciato un 42enne di Mascalucia che, utilizzando un profilo su un social network e rimandando a un'utenza telefonica intestata alla moglie, vendeva fuochi d'artificio. Nel salotto di casa gli agenti hanno trovato accatastati più di 8.200 botti per un peso complessivo di quasi 70 kg. Il 42enne deve rispondere di detenzione abusiva di artifizi pirotecnici. Cambiamo argomento, andiamo a Messina. 116 anni fa il terremoto. Oggi giornata di ricordo e in città è stato istituito ed inaugurato il largo 28 dicembre. Dietro il campanile del Duomo sarà il luogo della memoria. Francesco Triolo. 37 secondi che ancora oggi, a distanza di 116 anni, fanno sentire il loro peso. Il terremoto del 1908 per Messina ha rappresentato l'anno zero della città, una scossa di magnitudo 7.1 che alle 5:20 del mattino ha raso al suolo Messina causando 60.000 morti e che ha cambiato il volto della città. Mancava però un luogo, quello della memoria, che potesse ricordare ai messinesi e ai turisti la forza devastante di quella scossa, un luogo fisico voluto che ha trovato spazio dietro il campanile del Duomo, dove è ospitata la colonna crocifera, già simbolo del ricordo del terremoto. Da oggi si chiamerà Largo 28 dicembre e l'intitolazione è avvenuta grazie al via libera della prefettura, arrivato alla vigilia di Natale. Non è un simbolo, la memoria va ricordata anche con gesti come questo. È una zona che abbiamo ripreso, riqualificato e che dobbiamo continuare a vivere, ricordando, magari guardando quella targa, quello che è successo, da dove si è partiti e dove stiamo andando. Quindi credo che sia un'occasione veramente importante per ricordare non solo le vittime del terremoto, ma anche chi ha dato una grande mano alla ricostruzione, il grande calore umano che è venuto da tutte le parti del mondo. Quindi ripeto, guardiamo il passato per costruire un futuro migliore. Tra poche ore a Catania arriveranno le reliquie di Santa Lucia. Questa sera dalle 18:45 in diretta su Telecolor la processione e l'ingresso in cattedrale, dove queste reliquie appunto resteranno esposte assieme a quelle di Sant'Agata. Anche domani potremmo tutti quanti ammirare queste reliquie per l'apertura dell'anno giubilare, evento che verrà trasmesso in diretta a partire dalle 17 sempre su Telecolor. Adelaide Barbagallo.
Ultimi i preparativi in cattedrale per una data storica, un evento mai avvenuto a Catania. Il corpo di Santa Lucia, che da secoli è custodito nella chiesa di San Geremia a Venezia, stasera arriverà in cattedrale, dove verrà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. Telecolor trasmetterà in diretta a partire dalle 18:45 l'arrivo del corpo di Santa Lucia, l'ingresso in cattedrale e le prime fasi di preghiera. Faremo memoria di un pellegrinaggio memorabile, quello che Lucia fece con la sua mamma Eutichia, che era malata, al sepolcro di Sant'Agata. La memoria di questo pellegrinaggio ci aiuterà a vivere meglio il nostro pellegrinaggio giubilare. Per motivi di sicurezza 2500 in totale i pellegrini che potranno entrare in cattedrale. Non è la festa della patrona di Catania, dunque i devoti di Sant'Agata sono invitati a non indossare il sacco bianco. Domani, domenica, 2 gli appuntamenti. Su Antenna Sicilia e Telecolor una puntata speciale della trasmissione Parliamone sul Giubileo, con ospite l'arcivescovo di Catania Luigi Renna. Nel pomeriggio, dalle 17, altra diretta. Su Telecolor la solenne apertura dell'anno santo con la messa celebrata da Monsignor Renna. Un weekend di fede e devozione che potrete seguire dunque in TV e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Telefoni cellulari, tablet, fotocamere, cuffie e tanto altro ancora venduti nel territorio comunitario da oggi avranno un unico caricabatterie. Infatti entra in vigore la nuova normativa europea sul caricatore elettronico unico con la presenza obbligatoria di una porta USB di tipo C. Vantaggi per l'ambiente ma anche per le tasche degli utenti. Ci dice tutto Veronica Barbarino. Arriva una ecorivoluzione. Da oggi per il campo dell'alimentazione e dei dispositivi elettronici entra in vigore la nuova normativa europea sul caricatore elettronico unico con la presenza obbligatoria di una porta USB di tipo C. Questo è il nuovo cavo che a partire dal 28 di dicembre regolamenterà l'alimentazione di tutti i sistemi e dispositivi elettronici che vanno dai cellulari, tablet, PC e anche accessori per console. Questa scelta europea consentirà di porre fine allo spreco di migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici e semplificherà la vita dei consumatori, eliminando la necessità di avere con sé caricatori diversi e spesso inutilizzabili. Forse è meglio così, perché in effetti avere diversi tipi di cavi non è che avesse questo senso. Penso che non sia un problema, a maggior ragione se ne posso usare uno qualsiasi, anzi penso che sia una cosa giusta. La nuova norma inoltre è un toccasana per le tasche degli europei. Attualmente infatti si spendono circa 250 milioni di euro all'anno in caricabatterie che spesso diventano superflui o inutilizzabili. Essendoci un cavetto comunque universale io possa poter caricare tutte le cose elettroniche che io ho a casa e quindi risparmio un po' di più proprio sull'elettronica in un certo punto di vista. Ad Acireale, in provincia di Catania, ha presentato il programma degli eventi previsti per il nuovo anno, il 2025. Grande spazio all'arte, alla cultura e al turismo. Ogni mese sarà dedicato ad un tema. Gennaio, per esempio, sarà il mese dell'arte sacra. Poi, naturalmente, c'è grande attesa per il carnevale più bello di Sicilia in programma a febbraio. Ma ci dice tutto nel servizio Desiree Ferlito. Arte, cultura e turismo, un anno di eventi per rendere Acireale ancora più bella, dinamica e attrattiva. Il programma 2025 è stato presentato al Palazzo Città. Siamo pronti a un 2025 ricco di appuntamenti, alcuni di fatto che sono ormai diventati fissi per la nostra città, dal carnevale alla festa di San Sebastiano, alla festa dei fiori, al carnevale estivo, al cinema, al teatro dell'Opera dei Pupi. Insomma, ci sono degli appuntamenti ormai che si ripetono, si susseguono e che crescono e che cercano appunto di attrarre quanto più turismo nella nostra città. Ogni mese sarà dedicata a un tema, un ventaglio di eventi, spettacoli, concerti, festival, occasioni di incontro e approfondimento per tutti. Si comincia già a gennaio con il mese dell'arte sacra e febbraio dedicato al carnevale, che ogni anno richiama moltissimi turisti. Il nostro carnevale attrae non solamente in Italia, arrivano da tutte le parti del mondo. Stiamo migliorando sulla comunicazione e anche sulla possibilità di vendita o di prevendita che per noi diventa importante, quindi con delle innovazioni e questo ci rende orgogliosi perché la manifestazione del carnevale è tra le più importanti manifestazioni della regione siciliana. Il sindaco Barbagalla ha poi ringraziato il governo Schifani che nella nuova manovra finanziaria approvata all'Ars ha stanziato 2 milioni di euro per dare un volto
nuovo alla città. I contributi concessi riguardano manifestazioni turistiche, interventi di manutenzione e decoro urbano, progetti per servizi sociali e grande spazio per il carnevale. Da sempre fiore all'occhiello della cittadina barocca. Al Metropolitan di Catania questa sera arriva Shrek, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione che vinse il premio Oscar nel 2001. Ad interpretare l'immaginario orco verde l'attore catanese Damiano Spitaleri. Sentiamo. La favola di Shrek raccontata attraverso il linguaggio del musical, riadattamento dell'omonimo film del 2001, vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione, tratto dal libro illustrato di William Steig. Ad interpretare l'immaginario orco verde è eccezionalmente il catanese Damiano Spitaleri. Il ruolo è di Michele Savoia, che mi ha dato questa grande opportunità di poterlo fare qui a casa mia. E Shrek è un titolo normalmente associato a bambini, però a chiunque, la storia di Shrek è adatta a tutti, per grandi, piccoli, ha una trama intricata però delicata, quindi è un personaggio buono, un orco buono. Prodotto da Anche Cinema con la regia di Graziano Galatone, lo spettacolo in tour nei più importanti teatri italiani fa tappa a Catania questa sera al Teatro Metropolitan. I cartoni hanno sempre questi personaggi strambi, invece Shrek è probabilmente il più umano all'interno della storia, quindi portare umanità all'interno di un contesto che è tutt'altro che umano, è grottesco, è difficile però è emozionante. Lo show è arricchito da imponenti scenografie fisiche e digitali con oltre 20 cambi di scena. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Partiremo con la Serie B e con il Palermo che domani andrà in trasferta per giocare contro il Cittadella. A tra poco, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie B, ultima partita dell'anno domani per il Palermo che rende visita al Cittadella. Rosanero a caccia di conferme dopo la vittoria sulla Bari. Marco Gullà. Al tombolato contro il Cittadella domani pomeriggio, nella prima giornata del girone di ritorno, il Palermo chiuderà il suo 2024. Tante ombre, poche luci, un anno decisamente anonimo per una squadra che in questa stagione era stata costruita per lottare fino in fondo per la promozione diretta. E invece i rosanero galleggiano fuori dai playoff in attesa del match di domani contro i Veneti. Se la vittoria contro il Bari avrà guarito la formazione di Dionisi lo scopriremo solamente dopo la gara del tombolato contro un Cittadella che si è spesso rivelato vera bestia nera del Palermo. Il Cittadella è ostico per tutti, in casa poi è veramente un avversario difficile da giocare perché corrono tantissimo, perché ti aggrediscono, perché ti riattaccano subito. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Bari, anche perché le alternative scarseggiano. Lo staff medico valuterà le condizioni di Di Francesco, uscito anzitempo durante l'ultima partita, e l'allenatore potrebbe considerare di rinforzare il centrocampo per garantire maggiore equilibrio alla squadra. In attacco la coppia composta da Brunori e Ledoron ha dato segnali incoraggianti contro il Bari e quindi dovrebbe essere confermata. Fischio d'inizio alle ore 17:15. E adesso la Serie C con il Catania che si appresta ad una fase decisiva della stagione sia per il mercato ma anche per un calendario che lo vedrà opposto alle prime della classe. Marco Carli. Un campionato si decide fra marzo e inizio aprile, soprattutto quando come in Serie C va anche definita la griglia playoff. Ma è indubbio che i prossimi 40 giorni, l'intero mese di gennaio fino ai primi 10 giorni di febbraio, avranno un peso decisivo per il Catania. Per il mercato, senza dubbio, perché la stagione potrebbe ancora svoltare se la dirigenza rossazzurra saprà operare al meglio per cambiare senza rivoluzionare, in una finestra sempre difficile che lo diventa ancora di più quando devi sistemare gli esuberi che hai in casa. Ma anche per il calendario, perché i rossazzurri fra il 5 di gennaio e il 9 febbraio incontrano squadre d'alta classifica, soprattutto in apertura e chiusura di questo periodo. Prima dell'Epifania, la capolista Benevento. Dopo Sant'Agata, il 9 febbraio, l'attuale seconda, il Monopoli. E il 2 dello stesso mese, il Cerignola, ora terzo con Avellino e Potenza, tutte da affrontare in trasferta. Ma in mezzo c'è anche la partita in casa del Picerno, decimo e un po' in difficoltà in questa fase. Al Massimino, invece, arriveranno il Giuliano, ottavo, e unica nella parte
parte sinistra della classifica la Juve Next Gen, reduce però da 5 risultati utili consecutivi. Farsi trovare pronti, concentrati, come chiede Toscano, e aver trascorso le feste dopo un 4-0 interno può aiutare, ma non è risolutivo. Per le trattative, a parte i 5 esuberi per cui si cerca soluzione, le risorse, anche in termini di monte ingaggi, per altri innesti arriveranno dalle cessioni di qualcuno attualmente in rosa: Montalto, Adamonis, Luperini, i nomi più evidenti. Il Catania vuole accelerare e per farlo non dovrà sbagliare in campo e sul mercato. E con questo servizio noi ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.